I bulloni delle ruote allentati, la scoperta fatta una volta messa in moto l'auto, un atto vandalico che poteva avere conseguenze gravi. In via Enodio a Montegrotto Terme c'è preoccupazione tra i residenti. Nei giorni scorsi, infatti, alcuni vandali hanno svitato i bulloni delle vetture in sosta. Tra le vittime anche il figlio di Gino De Paoli, che fa parte del gruppo di controllo di vicinato della zona. Si è accorto viaggiando, logicamente, è subito andato all'officina a far controllare, da lì si sono accorti che i bulloni erano svitati di 2 ruote, mentre c'è una signora che ha avuto tutte e 4, da quello che mi ha riferito, tutte e 4 le ruote con i bulloni allentati. Questo si può configurare anche come un tentato omicidio, non scherziamo su queste cose, perché un conto è rigare una macchina, rompere un finestrino, un deflettore o un retrovisore, ma quello che è grave è appunto aver fatto questo atto. Gli episodi potrebbero essere numerosi, l'appello dunque è quello a denunciare tutti i carabinieri per far partire le indagini. Io esorto i miei concittadini qui della via, che appartengono al controllo di vicinato, a denunciare alla locale stazione dei carabinieri. Se prima viene assicurata la giustizia a questi personaggi, che potrebbero essere dei ragazzi, dico io così, oppure delle persone malintenzionate che fanno queste cose, prima vengono assicurate la giustizia, prima ne va della salute di tutti.